Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. 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 Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos aleluia.
ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Aure eterno, immortale, invisibile, ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. Incorogniamo Te, ore Gesù, incorogniamo Te, ore Gesù. Adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te, all'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Aure eterno, immortale, invisibile, ma reale, a Lui rivolgiamo lode. Incorogniamo Te, ore Gesù, incorogniamo Te, ore Gesù. Adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Incorogniamo Te, ore Gesù, incorogniamo Te, ore Gesù. Adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te, consacriamo tutto il nostro cuore a te, consacriamo tutto il nostro cuore a te, all'unico. Stai piangendo perché se con te hai tuo Dio che si cura di te, non dimentica mai, egli sa tutto quanto quello che stai passando, stai tranquillo perché lui sta già operando. Ricorda bene da dove vieni e dove andrai, ricorda bene da quali pesi lui ti liberò. Tu non dovevi essere qui, ma Dio parlò Stiamo così. iniziando la nostra preghiera del mattino. Io ti 22 rialzerò mercoledì. e tutto ciò che Per la tocchi preghiera io del lo mattino partecipa con noi. Iscriviti sul canale del non YouTube e piangere, lasciati un mi piace, colui che ci pensa a te non accompagna, io ci accompagno la dorme. tua Stai saldo, esiste un Dio che ti ama, Dio ha detto e lo sai, che poi si avverrà.
Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi sia chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Amen. Questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me. Gloria a Dio.
tutti, buongiorno, pace del Signore, benvenuti alla preghiera del mattino, oggi il 22 febbraio 2023, mercoledì. Stiamo iniziando la preghiera del mattino, un programma della Shea Damit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionária in Italia, e io sono il missionario Victor Lopes e sarò con voi stamattina pela grazia e bontà del nostro Signore. Che Dio ti benedica, che Dio benedica la tua casa, la tua famiglia. Benvenuti, siamo qui insieme per adorare il nome di Gesù, il nome che è al di sopra ogni nome. Se tu ancora non sei iscritto su questo canale, io vorrei invitarti a fare parte di questa famiglia. Ecco, è un campo missionario questo canale, perché noi arriviamo dove i nostri piedi non possono ancora arrivare, e tramite la tua condivisione, tuo mi piace, la tua iscrizione, tu ci dai l'opportunità di arrivare ancora più lontano alle persone che ancora non conoscono Gesù, o magari che si sentono soli. Il nostro proposito è, la nostra missione è portare la parola di Gesù, la parola di Dio a tutte le persone, perché la parola di Dio è una parola di pace, di speranza, di gioia. Gesù ha detto: non turbate il vostro cuore, credete in Dio e credete anche in me. Alleluia. Questa parola ci porta consolazione, questa parola ci porta sicurezza. Gloria a Dio. Quindi, condividendo, lasciando il tuo mi piace e facendo la tua iscrizione, tu ci permette di arrivare dove i nostri piedi ancora non sono arrivati. Amen. Vorrei mandare un abbraccio grande a tutti i nostri fratelli che sono già in diretta con noi. Che Dio benedica a tutti. Un abbraccio grande a Ana Maria, missionária Carminha, Bruno, pace, Lucia, pace del Signore, Maurício, pace, Diácono Maurício, Milvinha, pace del Signore, spero che sia bene, in nome di Gesù, siamo in preghiera per te. Una buona giornata a tutti, stiamo iniziando questa preghiera del mattino e la parola di Dio stamattina sarà capitolo 15, 16, 17 e 18 di Levitico. Salmo 31. A volte le persone domandano: pastore, qual è giusto dire? Salmi o salmo? Allora, tutte e due è giusto dire, tutte e due, non è sbaglio, perché Salmi è il libro, è la collana, si chiama Salmi, e il Salmo 31, 10, 11 è il Salmo, quindi potete scrivere o dire sempre riferendosi Salmo 30 del libro dei Salmi, capito? Quindi tutte e due è giusto dire. Allora, e anche Ebrei capitolo 6 è la nostra lettura biblica di oggi. Chi sta accompagnando la lettura biblica? Una benedizione. Mettete la testimonianza, voi che state leggendo la Bibbia con noi, mettete la testimonianza, condividete la vostra gioia di partecipare di questo culto mattinale, di questa mattina di preghiera, di risveglio spirituale. Io vi dirò una cosa: Dio sta promuovendo un risveglio spirituale. Pregate per me, perché voglio essere partecipi di questo risveglio, come cantiamo, a cominciare da me. Amen. Questa domenica è l'ultima domenica del mese e nell'arca missionaria tutte
tutta l'ultima domenica del mese, tutte le ultime domeniche del mese è culto di missioni, ok? Sia qua, sia Pomaranci, sia Verona, noi facciamo un servizio speciale di missioni, amen? E questa domenica noi saremo insieme adorando al Signore e presentando l'opera missionaria al Signore, i missionari. Questa domenica è il servizio speciale di missione nella nostra chiesa. Se tu vuoi portare la tua offerta missionaria, porta la tua offerta missionaria, fai il tuo voto con il Dio di missione, perché veramente il Dio delle missioni onorerà la tua fede. Che Dio ti benedica in nome di Gesù. Ti aspetto questa domenica sia a Pomaranci sia a Verona Legnago. Pomaranci, servizio domenicale alle 10:30 in via Enrico Fermi 25, se non mi sbaglio, o 29, boh. Aiutatemi, la mia testa ora sta già. Allora, è lì a Montiscerboli, è la casa missionaria, e questa domenica è servizio di missioni. Qua a Firenze è anche in via Il Prato 40 Rosso 29. Denise ha già messo 29, amen Dena, grazie. Quindi è un culto speciale di intercessione per il campo missionario, per i missionari. È sempre un servizio di lode al Signore, però ricorderemo della missione. E questa domenica è speciale. Noi pregheremo per una zona specifica che abbiamo già, no? Siamo qua a Firenze centro, ma pregheremo per Isolotto. Isolotto è un quartiere di Firenze e vorrei presentare in questa domenica il quartiere di Firenze. Amen? Questi quartieri, questo di Firenze si chiama Isolotto. Quindi vorrei che tutte le basi missionarie siano in preghiera per questa base, per questa zona, perché il Signore possa benedire quel quartiere e il nome del Signore essere glorificato. Ieri eravamo lì evangelizzando, è stata una benedizione, non vi dico quanto è stata una benedizione. C'era Anna Maria, c'era Dariana, c'era Vinicius, c'era Darli, c'era Priscilla, c'era Jamili, una benedizione, fratelli. Non vi dico quanto il Signore ha fatto ieri. Veramente abbiamo sentito grazia di Dio, potenza, autorità. Certo che i combattimenti sono tanti, ma abbiamo sentito proprio la gloria del Signore. Amen. E presentiamo anche il progetto Non Sei Solo. Questa è la maglietta 2023-2024. Puoi acquistare la maglietta questa domenica nella base missionaria a Firenze. Dopo sarà disponibile anche in altre basi la maglietta. Acquista questa maglietta perché tramite l'acquisto di questa maglietta tu potrai anche contribuire con la missione. Amen. E a Legnago, Verona, nel Basso Veronese, abbiamo la base missionaria. Ogni domenica alle 17 siamo lì con il servizio di lode al Signore. Amen. Via Salvo d'Acquisto numero 4, Legnago, quartiere di Terra Negra. La terra è negra, ma il Signore è lì, in nome di Gesù. Amen. Mi sentite bene? Tutto a posto? Avete già lasciato mi piace? O forza, lasciate mi piace. Preghiamo per tutti i nostri fratelli e preghiamo per questi che sono stati evangelizzati ieri. Amen. In nome di Gesù. Dio mi ha chiamato per a tutti noi.
la Bibbia dice, lo Spirito del Signore è su di te, mi ha unto per evangelizzare, per portare la buona notizia. Sta scritto. Glória a Jesus. Isaías glória a Jesus. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61 dice: Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, è su di te. Se tu ancora non hai avuto un'esperienza con l'opera di evangelizzazione, io ti invito, caro mio, cara mia, io ti invito a coinvolgersi. Io sono in preghiera perché il pulmino missionario ci sono 9 posti e io sono in preghiera per Dio alzare una squadra, un gruppo di 9 persone, 9. Questo gruppo avrà un compito di digiunare, di pregare, di leggere la parola. Ci saranno delle regole perché questo gruppo avrà, diciamo, al mese 3 o 4 appuntamenti, viaggi missionari nel Pumino. Noi andremo nelle zone di Firenze e fuori Firenze, in Italia e anche fuori Italia, se vorrà il Signore, per promuovere una campagna evangelistica di risveglio spirituale, salvezza, guarigione e liberazione. Se tu vuoi, senti, non è volere solo, se tu senti nel tuo cuore, nella tua anima, nel tuo spirito, questa spinta di fare parte di questo gruppo, di un gruppo consacrato per promuovere questi eventi, saranno eventi che saranno fatti per la gloria di Dio e lì proclameremo il nome del Signore. Quindi io vi invito, se tu che mi senti tramite questa preghiera, sei credente, la prima cosa, sei battezzato nello Spirito Santo, hai un rapporto con Dio, hai una intimità con Dio, puoi partecipare di questo gruppo e dire: io voglio essere fisso in questo gruppo. Però se tu vuoi ospitare questo gruppo nella tua città, nella tua zona, se tu vedi una necessità di pastore, io vorrei che voi pregate per questa zona e vorrei che voi venite qua per promuovere questa campagna. Invitate e sarai ospiti di questa campagna evangelistica, sarai l'anfitrione di questa campagna. La missionaria Denisa chiede preghiera per un ragazzo, si chiama Stavro in Grecia,
che ieri parlando di Gesù ha dato la vita a Cristo. Amen. Amen. Pregate per Stravo. Stravo, preghiamo per Stravo perché il Signore lo dia salvezza, costanza e abbondanza. Stravo. Amen. Amen. Glória a Gesù. Signore sta operando. Un miracolo succederà, un miracolo succederà, tutte le infermità spariranno, un miracolo succederà. In nome di Gesù, alleluia. Preghiamo anche per il nostro viaggio missionario, che la Denisa stia nel suo agio, perché possiamo fare questo viaggio missionario in aprile in Grecia per visitare queste persone che si sono convertite a Cristo e anche visitare il campo missionario in Albania. Glória a Dio. Dio è buono e fedele. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Glória a Gesù. Signore Gesù, in questo momento siamo nella tua presenza e vogliamo ringraziarti, Signore. Grazie per questo momento di preghiera, di adorazione, di lode, di risveglio spirituale. Grazie che possiamo iniziare la settimana e siamo ancora, Signore, qui. Signore, grazie perché la tua mano, la tua bontà, la tua compassione, il tuo amore è su di noi, Signore. Grazie perché senza te veramente non possiamo fare nulla. Signore, ti ringrazio per la salvezza, per il perdono dei nostri peccati. Ti ringrazio per il tuo amore grandissimo verso di noi, quando non meritavamo essere qui, neanche essere chiamati i tuoi figli, come il figlio prodigo che si è allontanato da te. Così eravamo noi, lontani nel mondo, finché, Signore, tramite la rivelazione di Dio, come è stata a Pietro, è stata anche a noi, che non ci ha rivelato né carne né sangue, se non Dio Padre che è in cielo, e Lui ci ha dato questa rivelazione di capire che tu sei Gesù, il Figlio di Dio Altissimo, Salvatore e l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Grazie, Signore, per la vita, grazie per il perdono, grazie, Signore, per i miei fratelli che sono qui, grazie per la fede. Aggiungi ancora, Signore, che tu possa continuare lavorando, spingendo i tuoi servi, che tu possa, Signore, in nome di Gesù, rinforzare questo fratello, questa sorella, Signore, in speciale Stravo, Signore. Vorrei pregare per Stravo che ha consegnato la sua vita a te e ha fatto la preghiera, Signore, confessando i suoi peccati e rendendo, Signore, la sua vita nelle tue mani. Ti ringrazio per questa vita, questa persona che è resa ai tuoi piedi e che ha riconosciuto il tuo signorile. Signore, in nome di Gesù, ti ringrazio, Padre, per tutte le cose che tu stai facendo, per la giornata di ieri di evangelizzazione, per i nostri fratelli che sono impegnati nella tua opera. Signore, la base missionaria a Firenze, la base missionaria in Italia, a Pomarance, a Montescerboli, Signore, dà, Signore, la condizione, provvedi, apri la porta perché quella casa sia costruita, Signore, che la chiesa sia edificata e che la base lì sia, Signore, un rifugio a tutte quelle persone che abitano lì. Ti prego, Signore, che tu possa causare, impattare, a lei Gashuri e Mantriofà, Signore, un grande risveglio spirituale in quella città di Pomarance, Montescerboli e tutti quei paesini vicini, Signore, che possa avere un grande risveglio spirituale. In nome di Gesù,
Noi, Signore, leghiamo tutte le fosse del nemico, tutti i demoni, tutti idoli che sono lì in quella città, gli streghi, Signore, tutti che lavorano nell'occulto, che sono, Signore, nascosti e lavorano con la malvagità, con le parole malvagie. In nome di Gesù noi li leghiamo e diciamo via in nome di Gesù di quella città. Quel territorio è tuo, Signore, perché lì c'è già i tuoi servi, c'è Marco, Denise, Enea, Carminha, c'è Marisa, c'è, Signore, Bruno con la famiglia, ci sono, Signore, i tuoi servi lì. Dove sono i tuoi servi? Lì è territorio tuo, Signore, non è più del nemico. L'invasore vai via in nome di Gesù, perché quella città, quel paese di Monticello, di Pomarante, di Larderello, di Castelnuovo, tutta quella regione della Val di Cescina, in nome di Gesù dichiariamo, Signore, proprietà tua. Promuove un grande risveglio spirituale e in quella città, Signore, che è tutto piccolo, è il mini market piccolo, è la Coop piccolo, è la banca piccola, è tutto piccolo, fa una chiesa grande, fa un popolo grande, come il popolo, Signore, di Israele, fa crescere, moltiplica, Signore, finché gli egiziani guardino e dicono: questo popolo è molto forte. Alle camaraio fa derascera marascio remando roba su. Ah, Gesù, opera, Signore, usa i missionari lì, usa, Signore, usa da salute, Signore, manda via ogni pensiero, ogni invertita del nemico, in nome di Gesù rinforza quella base, manda, Signore, gente, Signore, usa Marisa lì, Gesù, in quella città, usa Romina, Gesù, usa Ramon, usa Alberto, che c'è quel dono di suonare, Gesù. Possiamo fare una campanha, Signore, grande di liberazione lì, Dio, che sia una campanha spirituale in quella rotonda e che tutti siano lì. Inviteremo tutta la città, venite per ricevere salvezza, guarigione e liberazione e lì promuovere, Signore, quella campanha in nome di Gesù, Padre, in nome di Gesù. Io vedo già quella chiesa edificata, io vedo già quella chiesa piena, Signore, non la struttura soltanto, io vedo piena, Signore. In nome di Gesù promuove questo grande risveglio spirituale in quella città. Vorrei pregare per Eduardo, il prete, Signore, per altri sacerdoti che sono lì. Tu puoi, Signore, cambiare la loro vita. Tu puoi, Signore, fare tutto diverso, Signore, perché niente è impossibile a te. In nome di Gesù, Signore, vorrei presentarti la base qua a Firenze. Gesù, ti prego, Signore, per ciò che stiamo risolvendo. Ti prego per i fratelli che partecipano. Signore, che tutti possano avere lo stesso spirito, lo stesso pensiero e che noi possiamo rompere il pane nella medesima gioia, Signore, con il medesimo proposito. In nome di Gesù, Signore, ti prego che tu possa, Signore, benedire i nostri fratelli, levare da noi ogni carnalità, ogni parola, ogni pensiero che non viene da te. Ci unisce, ci fa, Signore, più uniti nella tua presenza, che tu possa operare, Signore, tramite questa negoziazione che stiamo facendo. Prendi il primo posto in questa negoziazione, parla al cuore del proprietario. Sia la tua volontà quel posto, ci dia, Signore. Apri la porta, ci fa, Signore, vedere la tua gloria. Promuovi, Signore, una cosa straordinaria e glorifica il tuo nome, Signore. Ti prego perché tu sei colui che provvedi. Tu sei padrone di tutto l'oro, tutto argento. Io non voglio preoccuparmi con queste cose. Tu mi dici lavori che io mi occupo con ciò che tu non puoi. Signore, io voglio occuparmi, io voglio lavorare, io voglio disponibilizzare la mia vita ancora per te, i miei giorni più belli
Signore, il mio futuro, io vorrei, Signore, continuare facendo missionario. Io desidero fare missionario, io voglio fare missionario, perché le persone, Signore, è la priorità tua e noi, Signore, siamo qui per loro. Usa le mie mani, usa i miei piedi, la mia bocca, tutto il mio corpo, usa, Signore, la mia famiglia. Non ho niente, tutto che ho ti consegno, corpo, anima e spirito a te, Signore. Io consegno e consacro perché sia la gloria tua e perché anime e persone si arrendono ai tuoi piedi e riconoscono Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Mi capacita di saggezza, mi capacita di intelligenza, di scienza della tua parola, di Spirito Santo, mi capacita di unzione anche ai miei fratelli che sono con noi. Signore, ho bisogno di diaconi nella Chiesa. Prepara, Signore, diaconi, prepara, Signore, uomini della parola, quelli che ci sono, rinforzali, Signore, prepara i nuovi missionari e rinforza quelli che ci sono, risveglia, Signore, i giovani di questa città che stanno, Signore, sorridendo quando parliamo parola di Dio, e loro sorridono, ci prendono in giro perché sono una generazione lontana da te. Ma io vorrei, Signore, fare, io voglio, Signore, desidero fare questa campagna di risveglio, Signore, che possiamo tutti annunciarti, che possiamo tutti dire al mondo che tu sei il Signore, Padre. Oh Gesù, benedice il progetto Non Sei Solo e tutti gli assistiti, i volontari, i lavoratori, i missionari, tutti che sono impegnati in questa missione con noi, e quelli che sono assistiti sia per ricevere il pacco e sia della classe di italiano. Signore, che tu possa benedire, salvare queste anime, portare a te, levarli dall'idolatria, dal peccato, in nome di Gesù, Signore. Ti prego per la base missionaria a Verona, per tutti i nostri fratelli che sono lì, la Pinuccia, la sua famiglia, Signore, le sue figlie Gaia e Angela, ti prego per loro, Signore, che tu possa benedirli, che tu possa aiutarli e possa portarli alla tua presenza, Signore, che tu possa liberarli in nome di Gesù. Ti prego, Signore, anche per Rossana, Salvatore, la sua famiglia, in nome di Gesù, Signore, sia con loro. Ti prego per Loredana, ti prego, Signore, per quei ragazzi, per Gianni, per tutti che erano lì domenica e per quelli che non ci sono ancora. Signore, promuovi anche un risveglio spirituale a Legnago di Verona, a Scerea e tutta quella regione, a San Pietro di Legnago, tutta quella regione lì, Signore, promuovi, fa crescere la tua opera. Signore, vedi Ignazio, Vicenza, stendi le tue mani, Signore, risolvi ciò che loro non possano, che tu possa dare la possibilità a loro di ritornare come sia così la tua volontà. Signore, in nome di Gesù, continua con noi. Dà, Signore, ai fratelli che sono in Grecia il sostegno spirituale, Signore, che loro possano crescere, e se è la tua volontà, Signore, che tu possa usarli con potenza, perché so che è la tua volontà. Battezzali con lo Spirito Santo e con fuoco, e che loro possano essere strumenti di un grande risveglio spirituale. In nome di Gesù, Signore, ti prego che la tua mano, Signore, ci porti, ci guidi, Signore, che tu possa operare di modo grandioso, in nome di Gesù, Signore, in Grecia, in Albania, in Romania, in Svizzera, Signore, in Germania, in tutta Europa, Signore, in nome di Gesù, Signore. Benedice il nostro pastore Roberto, la missionaria Rassi e tutta la Chiesa anche in Brasile, Gesù. Sostieni. Ti prego per tutte le chiese qui in Italia, i missionari. Ti prego per il vivaio missionario, sia con questi alunni, sia con i maestri, con i professori. Signore, questo sabato inizia e che tu possa operare, Signore, di modo grandioso.
In nome di Gesù, Padre, sia con me, con mia moglie Priscilla, ci protegge di ogni male, in nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Vorrei fare auguri oggi anche a Josafat. Che Dio benedica Josafat, auguri di buon compleanno. In nome di Gesù. Ragazzi, guarda l'orario. Oggi leggiamo la parola di Dio, Levitico. Levitico 15 fino al 18. Il Signore disse ancora a Mosè e a Aarone: parlate ai figli di Israele e dite loro: chiunque ha la gonorrea, a causa di questa sua gonorrea è impuro. La sua impurità sta nella sua gonorrea. Sia la sua gonorrea continua o intermittente, l'impurità esiste. Ogni letto su quale si coricherà colui che ha la gonorrea sarà impuro, e ogni oggetto su quale si metterà seduto sarà impuro. Chi toccherà il suo letto si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Chi si siederà sopra un oggetto qualunque su quale si sia seduto colui che ha la gonorrea si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Chi toccherà il corpo di colui che ha la gonorrea si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Se colui che ha la gonorrea sputerà sopra uno che è puro, questi si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Ogni sella su cui sarà salito chi ha la gonorrea sarà impura. Chiunque toccherà qualsiasi cosa che sia stata toccato, che sia stata sotto quel tale, sarà impuro fino a sera. Chi porterà tali oggetti si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Chiunque sarà toccato da colui che ha la gonorrea, se questi non si era lavato le mani, dovrà lavarsi le vesti, lavare se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Il vaso di terra toccato da colui che ha la gonorrea sarà spezzato e ogni vaso di legno sarà lavato nell'acqua. Quando colui che ha la gonorrea sarà purificato dalla sua infermità, conterà 7 giorni per la sua purificazione. Poi si laverà le vesti, laverà il suo corpo nell'acqua di fonte e sarà puro. L'8° giorno prenderà 2 tortore o 2 giovani piccioni, andrà davanti al Signore all'ingresso della tenda di convegno e li darà al sacerdote. Il sacerdote lo offrirà uno come sacrificio per il peccato, l'altro come l'olocausto. Il sacerdote farà l'espiazione per lui davanti al Signore a causa della sua gonorrea. L'uomo da cui sarà uscito seme genitale si laverà tutto il corpo nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Ogni veste e ogni pelle su cui sarà seme genitale si laveranno nell'acqua e saranno impuri fino a sera. Se una donna avrà rapporti sessuali con un uomo affetto da tale emissione seminale, si laveranno tutte e due nell'acqua e saranno impuri fino a sera. Quando una donna avrà perdite di sangue per le mestruazioni, la sua impurità durerà 7 giorni e chiunque la toccherà sarà impuro fino a sera. Ogni letto sul quale si sarà messa a dormire durante la sua impurità sarà impuro, e ogni mobile su quale si sarà seduta sarà impuro. Chiunque toccherà il suo letto si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Chiunque toccherà qualsiasi mobile su quale la donna si sarà seduta si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Se qualche cosa si trovava sul letto o su mobili dove la donna sedeva, chiunque toccava quella cosa sarà impuro fino a sera. Se un uomo si unisce a lei così che l'impurità di questa lo tocca, egli sarà impuro 7 giorni, e ogni letto sul quale si coricherà sarà impuro. La donna che avrà un flusso di sangue per parecchi giorni, fuori del tempo delle sue mestruazioni,
o che avrà questo flusso oltre il tempo delle sue mestruazioni sarà impura per tutto il tempo del flusso, come durante le sue mestruazioni. Ogni letto su quale si coricherà durante tutto il tempo del suo flusso sarà per lei come il letto su quale si corica quando ha le sue mestruazioni. Ogni mobile su quale si sederà sarà impuro, come l'impurità delle sue mestruazioni. Chiunque toccherà quelle cose sarà immondo, si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Quando ella sarà purificata del suo flusso, conterà 7 giorni e poi sarà pura. L'ottavo giorno prenderà 2 tortori o 2 giovani piscioni e li porterà al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno. Il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio per il peccato e l'altro come olocausto. Il sacerdote farà per lei davanti al Signore l'espiazione del flusso che la rendeva impura. Terrete lontani i figli di Israele da ciò che potrebbe contaminarli, affinché non muoiano a causa della loro impurità, qualora contaminassero il mio tabernacolo che è in mezzo a loro. Questa è la legge relativa a colui che ha la gonorrea e a colui dal quale è uscito seme genitale che lo rende impuro, e la legge relativa a colei che è indisposta a causa delle sue mestruazioni, all'uomo o alla donna che ha un flusso e all'uomo che si unisce a una donna impura. Capitolo 16. Il Signore parlò a Mosè dopo la morte dei 2 figli di Aarone, i quali morirono quando si presentarono davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè: parla ad Aarone, tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dalla cortina, davanti al propiziatorio che è sull'arca, affinché non muoia. Poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio. Aarone entrerà nel santuario in questo modo: prenderà un toro per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Indosserà la tunica sacra di lino, indosserà sotto la tunica il calzone di lino, si metterà la cintura di lino e si coprirà il capo con il turbante di lino. Questi sono i paramenti sacri. Egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. Dalla comunità dei figli di Israele prenderà 2 capri per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Aarone offrirà il suo toro nel sacrificio per il peccato e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Poi prenderà i 2 capri e li presenterà davanti al Signore, all'ingresso della tenda di convegno. Aarone tirerà a sorte per vedere quale dei 2 debba essere del Signore e quale di Azazel. Poi Aarone farà avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore e lo offrirà come sacrificio per il peccato. Ma il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà messo vivo davanti al Signore, perché serva a fare l'espiazione per mandarlo poi ad Azazel nel deserto. Aarone offrirà dunque il suo toro del sacrificio espiatorio e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Sgozzerà il toro del sacrificio per il peccato per sé. Poi prenderà un turibolo pieno di carbone accesi tolti dall'altare davanti al Signore e 2 manciate di incenso aromatico polverizzato e porterà ogni cosa di là dalla cortina. Metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore affinché la nuvola dell'incenso copra il propiziatorio che è sulla testimonianza e non morirà. Poi prenderà del sangue del toro, aspergerà con il dito di propiziatorio verso oriente e farà 7 aspersioni del sangue col dito davanti al propiziatorio. Poi sgozzerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dalla cortina.
farà con questo sangue quello che ha fatto con il sangue del toro, ne farà l'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Così farà l'espiazione per il santuario a causa dell'impurità dei figli di Israele, delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di convegno che è tra di loro in mezzo alle loro impurità. Nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione, non ci sarà nessuno, finché egli non sia uscito e non abbia fatto l'espiazione per sé, per la sua casa e per tutta la comunità di Israele. Egli uscirà verso l'altare che è davanti al Signore e farà l'espiazione per esso. Prenderà del sangue del toro e del sangue del capro e lo metterà sui corni dell'altare da ogni lato. Farà 7 aspersioni del sangue con il dito sull'altare, così lo purificherà e lo santificherà a causa dell'impurità dei figli di Israele. Quando avrà finito di fare l'espiazione per il santuario, per la tenda di convegno e per l'altare, farà avvicinare il capro vivo. Aarone poserà tutte e due le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di lui tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo che ha questo incarico, lo manderà via nel deserto. Quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in una regione solitaria. Esso sarà lasciato andare nel deserto. Poi Aarone entrerà nella tenda di convegno, si spoglierà delle vesti di lino che aveva indossate per entrare nel santuario e le deporrà lì. Si laverà il corpo con acqua in un luogo santo, indosserà i paramenti, uscirà a offrire il suo olocausto e l'olocausto del popolo e farà l'espiazione per sé e per il popolo. Farà bruciare sull'altare il grasso del sacrificio per il peccato. L'uomo che avrà lasciato andare il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà il suo corpo con acqua e dopo questo rientrerà nell'accampamento. Si porterà fuori dell'accampamento il toro del sacrificio per il peccato e il capro del sacrificio espiatorio, il cui sangue sarà stato portato nel santuario per farvi l'espiazione, e se ne bruceranno le pelli, la carne e gli escrementi. Poi colui che li avrà bruciati si laverà le vesti e laverà il suo corpo con acqua. Dopo questo rientrerà nell'accampamento. Questa sarà per voi una legge perenne. Nel 7° mese, il 10° giorno del mese, vi umilierete e non farete nessun lavoro, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita fra di voi, poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi, per purificarvi. Voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti al Signore. È per voi un sabato di riposo solenne e vi umilierete, è una legge perenne. Il sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è stato consacrato per esercitare il sacerdozio al posto di suo padre farà l'espiazione. Si vestirà delle vesti di lino, dei paramenti sacri, farà l'espiazione per il santuario sacro, farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare, farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della comunità. Questa sarà per voi una legge perenne. Fare una volta all'anno per i figli di Israele l'espiazione di tutti i loro peccati. E si fece come il Signore aveva ordinato a Mosè. Capitolo 17. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aarone, ai suoi figli e a tutti i figli di Israele, e di loro: questo è quello che il Signore ha ordinato. Se un uomo qualsiasi della casa di Israele scana un bue, un agnello o una capra dentro all'accampamento o fuori dell'accampamento e non lo conduce all'ingresso della tenda di convegno per presentarlo come offerta al Signore davanti al tabernacolo del Signore, sarà considerato come colpevole di spargimento di sangue. A spasso del sangue
quest'uomo sarà eliminato dal mezzo del suo popolo, affinché i figli di Israele, invece di offrire come fanno i loro sacrifici nei campi, li portino al Signore presentandoli al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno e li offrano al Signore come sacrificio di riconoscenza. Il sacerdote ne spargerà il sangue sull'altare del Signore all'ingresso della tenda di convegno e farà bruciare il grasso come un profumo soave per il Signore. Essi non offriranno più i loro sacrifici agli idoli a forma di capri che sono soliti adorare prostituendosi. Questa sarà per loro una legge perenne, di generazione in generazione. Di loro ancora: se un uomo della casa di Israele o uno degli stranieri che soggiornano in mezzo a loro offrirà un olocausto o un sacrificio e non lo porterà all'ingresso della tenda di convegno per offrirlo al Signore, questo uomo sarà eliminato dal suo popolo. Se un uomo della casa di Israele e uno degli stranieri che abitano in mezzo a loro mangia qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la eliminerò dal mezzo del suo popolo, poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: nessuno tra voi mangerà del sangue, neppure lo straniero che abita fra voi mangerà del sangue. E se uno qualunque dei figli di Israele o degli stranieri che abitano fra loro prende alla caccia un quadrupede o un uccello che si può mangiare, ne spargerà il sangue e lo coprirà di polvere, perché la vita di ogni carne e il sangue nel suo sangue sta la vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: non mangerete il sangue di nessuna creatura, poiché la vita di ogni creatura è il suo sangue. Chiunque ne mangerà sarà eliminato. Qualunque persona, sia essa nativa del paese o straniera, che mangerà carne di bestia morta da sé o sbranata, si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera, poi sarà puro. Ma se non si lava le vesti, se non lava il suo corpo, porterà la pena della sua iniquità. Capitolo 18. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: io sono il Signore vostro Dio. Non farete quello che si fa nel paese d'Egitto, dove avete abitato, né quello che si fa nel paese di Canaan, dove io vi conduco, e non seguirete i loro costumi. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, per conformarvi a esse. Io sono il Signore vostro Dio. Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. Nessuno si avvicinerà a una sua parente carnale per avere rapporti sessuali con lei. Io sono il Signore. Non disonorerai tuo padre avendo rapporti sessuali con tua madre. È tua madre. Non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità della moglie di tuo padre. Disonoreresti tuo padre. Non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre e figlia di tua madre, sia essa nata in casa o nata fuori. Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia, poiché disonoreresti te stesso. Non scoprirai la nudità della figlia della donna di tuo padre, generata da tuo padre, è tua sorella. Non scoprirai la nudità della sorella di tuo padre, è parente stretta di tuo padre. Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre, perché è parente stretta di tua madre. Non scoprirai la nudità del fratello di tuo padre, né di sua moglie, è tua zia. Non scoprirai la nudità di tua nuora, è la moglie di tuo figlio. Non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità della moglie di tuo fratello, è la nudità di tuo fratello.
non scoprirai la nudità di una donna e di sua figlia. Non prenderai la figlia di suo figlio né la figlia di sua figlia per scoprirne la nudità. Sono parenti stretti, è un delitto. Non prenderai la sorella di una moglie per farne una rivale, scoprendo la sua nudità insieme con quella di tua moglie, mentre questa è in vita. Non ti avvicinerai a una donna per scoprire la sua nudità, mentre è impura a causa delle sue mestruazioni. Non avrai relazioni carnali con la moglie del tuo prossimo per contaminarti con lei. Non darai i tuoi figli perché vengano offerti a Moloch, e non profanerai il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Non ti accoppierai con nessuna bestia per contaminarti con essa. La donna non si prostituirà a una bestia, è una mostruosità. Non vi contaminate con nessuna di queste cose, perché con tutte queste cose vi sono contaminate le nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Il paese ne è stato contaminato, per questo io punirò la sua iniquità. Il paese vomiterà i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, e non commetterete nessuna di queste cose abominevoli, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita in mezzo a voi, poiché tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi, e il paese ne è stato contaminato. Badate che se contaminate il paese, esso non vi vomiti come ha vomitato le nazioni che vi stavano prima di voi, poiché tutti quelli che commetteranno qualcuna di queste cose abominevoli saranno eliminati dal mezzo del loro popolo. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete nessuno di quei costumi abominevoli che sono stati seguiti prima di voi, e non vi contaminerete con essi. Io sono il Signore vostro Dio. Amen. Salmo di numero 31. Salmo 31. Ó Signore, poiché ho confidato in te, fa che io non sia mai confuso. Per la tua giustizia liberami. Porgi a me il tuo orecchio, affrettati a liberarmi. Sii per me una forte rocca, una fortezza dove tu mi porti in salvo. Tu sei la mia rocca e la mia fortezza. Per amore del tuo nome guidami e conducimi. Tirami fuori dalla rete che mi hanno tesa di nascosto, poiché tu sei il mio baluardo. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, ó Signore, Dio di verità. Detesto quelli che si affidano alle vanità ingannatrici, ma io confido nel Signore. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benevolenza, perché tu hai visto la mia afflizione, hai conosciuto le angosce dell'anima mia, e non mi hai dato in mano al nemico. Tu mi hai messo in piedi in luogo favorevole. Abbi pietà di me, ó Signore, perché sono tribolato. L'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere si consumano di dolore. La mia vita viene meno per l'affanno, i miei anni svaniscono nel pianto. La forza mi è venuta a mancare per la mia afflizione, si logorano tutte le mie ossa. A causa dei miei nemici sono diventato un obbrobrio, un grande obbrobrio per i miei vicini e uno spavento per i miei conoscenti. Chi mi vede fuori fugge via da me. Sono dimenticato completamente. Come un morto sono simile a un vaso rotto, perché odo le calunnie di molti. Tutto mi incute spavento intorno a me.
mentre essi si consigliano a mio danno e meditano di togliermi la vita. Ma io confido in te, o Signore. Io ho detto, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Fa risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto, salvami per la tua benevolenza. O Signore, fa che io non sia confuso, perché ti invoco, siano confusi gli empi, siano ridotti al silenzio nel soggiorno dei morti, ammutoliscano le labbra bugiarde che parlano contro il giusto con arroganza, con alterigia e con disprezzo. Quant'è grande la bontà che tu riservi a quelli che ti temono e di cui dai prova in presenza dei figli degli uomini, verso quelli che confidano in te. Tu li nascondi all'ombra della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini. Tu li custodisci in una tenda al riparo dalla maldicenza. Sia benedetto il Signore, perché Egli ha reso mirabile la sua benevolenza per me, ponendomi come in una città fortificata. Io nel mio smarrimento dicevo, sono respinto dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore preserva i fedeli, ma punisce con rigore chi agisce con orgoglio. Siate saldi e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nel Signore. Amen. Leggiamo ancora agli Ebrei capitolo 6. Ebrei capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome, con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso dicendo: certo,
ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti, gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi, quale precursore, essendo diventato sommo sacerdoti in eterno, secondo l'ordine di Melchisedecca. Gloria a Dio. Finiamo la lettura di oggi, che continua parlando di ubbidire, di stare attento alla legge, alla parola di Dio. E sempre quando Mosè parlava, la conseguenza era: se no morirete, perché una volta che noi disobbediamo, una volta che noi pecchiamo, siamo nella stessa condizione di quelli che non hanno più speranza. Quindi che possiamo afferrare questa speranza ubbidendo al nostro Signore tramite la sua parola. Vi auguro una buona giornata, che Dio vi benedica abbondantemente. Se vorrà il Signore, domani siamo qui con la preghiera del mattino. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi per sempre. Diciamo amen. Un abbraccio a tutti, lasciate mi piace, iscrivetevi, condividete e ci vediamo, se Dio vorrà, domani, in nome di Gesù. Un bacio santo con la pace del Signore. Gloria a Dio. Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.